tutti amici azzurri, è sempre Forza Napoli, voglio sempre, comunque e dovunque, perché tutto il resto è sempre munnezza e si chiude. È arrivato un momento e felice per quale motivo è schifo e rubetti. È schifo a rubetti. Adesso o schifo a Viking che si chiama, mostrandovi un bel video. Un video fatto di varie documentazioni e sinceramente vedendo questo video, a parte che già sapevo queste cose qua, però guardando con molta attenzione, ovviamente voglio fare partecipe anche a voi un motivo perché è schifo rubettino. E che su qua giustamente un napolitano è d'accordo con me, o tifoso Ronaldo come me, tifoso amico mio o rubettino non può capire. E mo giustamente io oggi ho preparato un bello documentario mi fa capire il motivo per quale i schifo a buio si chiama a Viking. Perché sinceramente non ci può essere amore e passione per una squadra e merda come a vostro, che sta poco ma sicuro, perché mo che vedete che sto documentario tu rubettini si chilo e vichingone che si magna limone mi hai spiegato pubblicamente pure sotto un documento per quale motivo tifa a Rubentus. Te lo dico io qua. Allora, un motivo, diciamo che ce ne fossero tre motivi. Il primo motivo potesse essere perché tu sei scemo e non capisci. E ovviamente può essere come tu. Il secondo motivo, sei ignorante. Secondo me quello è il più valido. Più valido. È ignorante, non è un'offesa, attenzione, perché tu vuoi ignorare questa cosa, vuoi ignorare questo che adesso stai per vedere, perché tu lo sai, però la stai ignorando, perciò sei un ignorante. E il terzo motivo, per me tu ti fai Rubentus solo per interesse, cioè perché vinci. Però passate la mano per coppa la coscienza, siate tenete la coscienza, ma non dubito. Per quale motivo è vincita a così e è vinta così? Guardate voi documentato, a roba ne parlavo e facciamo quattro chiacchiere a mia vita, perché sinceramente mi ha fatto tutto sto. Buona visita, ci sentiamo a Roma. Ah, e vi raccomando, Vichingo e anche gli amici miei partenopei, tifosi azzurri come me, guardatevi attentamente questo video, guardatelo con molta attenzione, perdete una mezz'oretta, un po' di pazienza e guardate sta Rubentus in merda, sti vichingoni che merda, che si virano in via. Buona visione ancora, ci sentiamo a Roma.
basterà che io le dica che in questa occasione il giocatore è stato più furbo di me. Che la Juventus cercasse un accordo per la partita di ieri. Arrivò una telefonata e al telefono c'era Bettega e propose questo pareggio. La settimana prima della partita con la Juventus, esattamente il mercoledì, la società, il Bologna, ci radunò a Casteldebole. Ci venne detto che la Juventus aveva proposto di pareggiare la partita. Fu un primo tempo vergognoso. La notte a Bologna era nevicato e quando uscimmo dal campo ci presero a pallate di neve, tanto erano arrabbiati i tifosi. Se ne erano accorti tutti che era una partita concordata. Poi quando rientrammo in campo, dopo 10 minuti, Gausio con un tiraccio da 20-25 metri, un tiro da morire da ridere, cioè di quei tiri da appoggiare al portiere, no? Zinetti invece andò con superficialità, gli scivolò di mano e dentro. E da questo momento, insomma, non eravamo tanto tranquilli e cominciamo un po' a parlare con i giocatori della Juventus e anche con la panchina per cercare di capire le loro intenzioni. Facevano finta di niente e la cosa cominciò a preoccuparci. Loro non ci stavano più a pareggiare, no? E quindi questa era la conferma del fatto che erano inaffidabili come persone. E poi capitò quel corner che andò a battere Peppe Dosseno e fu lì che Bettega disse: adesso basta, non vi preoccupate a farvi pareggiare, ci penso io. Ma fu su quel corner poi che Brio la mise dentro. Andammo in prigione solo perché il potere disse no, il Bologna no. Perché il Bologna no? Perché il Bologna aveva giocato Bologna-Juventus.
Soltanto per quello noi non andammo in carcere, perché le accuse che avevano gli altri le avevamo anche noi. Annullato. È stato concesso un calcio di rigore, parte il tiro a rete. Ora la Juventus per il momento è campione d'Italia. Sinistra qui da noi e da voi, Sandro. No, mancano 30 secondi, tiro della Fiorentina con Virtus e Pana a terra, Corsia, corteggiando tutta la palla. E in questo istante fischia la fine, Mattei, 0-0. Io iba a saltare con il difensore mi tenia preso, dopo quando è uscito il portiere a cercare con i suoi compagni e attaccare, io mi sono attaccato. Tre quarti d'ora prima della finale di Coppa di Campioni tra Liverpool e Juventus, trasmessa in diretta dalle televisioni di tutta Europa, 38 tifosi sono morti schiacciati nel settore Z degli spalti. Una 39esima vittima è deceduta in ospedale. Eppure, 2 ore dopo quella tragedia, la partita è stata giocata comunque. Quella partita dunque si è giocata nonostante 39 tifosi fossero morti, schiacciati, calpestati dalla folla. Terry Wilson ha sempre sostenuto di essere stato provocato dai tifosi italiani. Nessuno di noi ha cercato guai.
Era stato tutto fantastico. Mentre stavamo cantando, però, ci siamo resi conto di quanto stava accadendo nel settore Z. C'era un ragazzino con la maglia dell'Iver, tra gli 8 e i 12 anni. Lo abbiamo visto venire schiacciato dai tifosi italiani. Allora ci infuriammo. A quel punto la nostra prima reazione è stata di abbattere la recinzione e correre in aiuto dei nostri tifosi. Presi dal panico, un gran numero di italiani si ammassano nell'angolo più lontano e più basso del settore Z, contro il muro, uno sull'altro. Le due squadre, la Juventus e il Liverpool, sono scese in campo e hanno giocato. Si comincia con quasi un'ora e mezza di ritardo sull'orario previsto. Era giusto giocare quella partita. La televisione tedesca interruppe il collegamento con l'Eisel rifiutandosi di trasmettere la partita. Quella austriaca invece la trasmise, ma senza telecronaca, con una scritta che scorreva continuamente sullo schermo per segnalare che quella che trasmettevano non era una manifestazione sportiva. Quella annunciata. Vi ripeto che commenterò in modo il più impersonale e autentico possibile. Qual era il senso di quella partita? E i giocatori cosa sapevano esattamente di quello che era successo al momento di scendere in campo? E noi sapevamo tutto perché... Anche dei morti? Sì, perché dentro lo spogliatoio venivano tutti i feriti, quelli che avevano più bisogno, e il dottor Neve gli dava i primi soccorsi e noi eravamo lì a guardare terribile questa situazione. Molti ebbero l'impressione che l'arbitro svizzero Dane avesse pilotato la coppa verso la Juventus. Gli episodi chiave furono due. All'inizio del secondo tempo, lo juventino Boniek fu falciato un metro buono fuori dell'area e l'arbitro assegnò un rigore inesistente. Platini lo trasformò in gol, fece salti di gioia e si guadagnò la riprovazione generale. Mezz'ora più tardi, Bonini stese in piena area juventina l'inglese Wheeler e l'arbitro svizzero si voltò dall'altra parte. La Juventus vince la Coppa dei Campioni. E perché dopo i vincitori hanno festeggiato? Ha vinto la Coppa! Inglesi animali! Assassini! Era proprio necessario andare a festeggiare. Vedendo questi filmati non dovevamo farlo. Non dovevamo farlo, l'abbiamo fatto e sinceramente in questo momento chiedo scusa. Novembre 1985, mercoledì, la Gazzetta dello Sport quel giorno titola Urla nel silenzio. Verona e Juventus entrano nello stadio comunale deserto. Si gioca a porte chiuse, ancora per la squalifica dell'Eisel. L'arbitro, lo ricorderete senz'altro, si chiama Wurz e andiamo a vedere quello che combinerà. La prima svolta della partita, eccola qui. Mauro, Brighel che stoppa il pallone con la spalla, per il signor Wurz invece è fallo di mano, è calcio di rigore.
punizione di Di Gennaro. Guardate Serena, un intervento da portiere. Serena che colpisce con il pugno, con il pugno, con il pugno. Farsi prendere per il culo questo modo, no, dai, questo ricadere. Eccomi qua. Allora, avete visto il video di 18 minuti che vi ho presentato? Allora, ma voglio dire una cosa a sti Rubettini. Rubettini, ma adesso voglio capire, per quale motivo ti fa Rubentus? Cioè, ma era sta spiegazione, ma per quale motivo ti fa a Rubentus? Perché non esiste. Non esiste proprio, perché sinceramente, ma come si fa? Come si fa? E ti fa una squadra con tutta questa arroganza, presunzione e cattiveria. E poi, ma che faccio dici? Non tengo aggettiva, però, non c'ho aggettivo, perciò ma da spiega voi di che uno si chieloda e si chiede merda che sì, per quale motivo non faccio a schifare. Ecco il motivo perché faccio a schifare. Poi, pure senza pudore, voi siete senza pudore, perciò ma come facciamo a voi bene? Voi siete senza pudore. Perché da questa trama e i documentari che avete visto, vi faccio fatta vedere, mi voglio soffermare su un paio di cosette. Coppa dei Campioni, la finale. Voi avete vinto la Coppa dei Campioni, voi avete vinto la Coppa dei Campioni con Liverpool, con 39 morti in coppa campo a festeggiare, ma non puoi sputare in faccia solo voi, no? Ma che onore, ma che tenita festeggiare, ma quale squadra, sì? Ma che squadra, ma voi siete senza dignità, senza proprio pudore. Ma come si fa a festeggiare una Coppa dei Campioni con 39 tifosi morti italiani? Ovviamente ti fanno per forza a Rubentus. Mi dispiace sta cosa, pace all'anima loro. Ma come facete a festeggiare? Poi, che interessa ci stava a fare quella partita? Che interessa? Niente di meno mi hanno dato un rigore, con Liverpool mi hanno dato un rigore fuori aria in un metro. Che interessa? Mi hanno dato un rigore fuori aria in un metro fuori aria mi hanno dato un rigore netto, non dato a Liverpool. E ti vinto la Coppa dei Campioni, poi e tu ti festeggiare. Pure cose là, come si chiama? Tardelli, niente di meno, in TV ha chiesto scusa, in TV, ma vuol dire che proprio, voi si guardate la faccia di Tardelli che ha fatto per che l'immagine, proprio a faccia di merda che c'è rimasto, a festeggiare tutti i tifosi. Quale interesse c'è stato? C'era il potere di vincere la Coppa dei Campioni, e non vi mettete scuro. Non è vichingo si chiede merda vichingo, non vi mettete scudo. Ecco perché vi schifo. Voi siete senza dignità, senza pudore. Voi non tenete. Voi siete lo scuorno la squadra italiana. Avete vinto i scudetti, si vede visto o documentario, tutto. E ci manca ancora l'Eramoggi, ci manca da sto documentario. Stiamo fino al 1985 è arrivato questo documentario, ci manca ancora l'Eramoggi. Ma come avete vinto sti scudetti? Chi sono scudetti vinti? Vergognate! Voi vado mettere in un sicchio chini e merda! Questo è, poi l'ultimo e concludo perché ci ave schifava, figuriamoci se
prende questo, come non faccio fa schifo ancora chissà, ma facete proprio lo stomaco, ma facete proprio l'ebbrezza, ma come si fa? L'ultimo e voglio concludere, gli ottavi di finale della Coppa dei Campioni, rigore dato alla Juve, che non c'era, ha stuppato i Viet col Verona, io Rubentino serena, Camana, tipo era la stessa scena, la stessa azione, uguale, identica, pareva una fotocopia, quando Maradona segnò con l'Argentina, la stessa mano, quando ha buttato in calcio d'angolo che la palla, quella era calcio di rigore netto, perché poi il Verona mi ha messo sotto e si è messo a giocare, calcio di rigore netto, al Verona non da, lui è da vinto, è da passare gli ottavi, ma mica volemmo parlare, ecco, questo è un motivo perché vi schifo, è voce, tu Rubetti, si passa la mano in coppa a cucina, si tiene la coscienza, rapa sta capoccia merda che tiene, levaci a merda a capo e mettici un po' di cervello, e virano poco, e penso che si tiene una cervello, ma nei dubbi che la tiene a cervello. E fate stesso tu una domanda, dice, io per quale motivo tifo a Juventus? Vagite giusti, voi tifate a Juventus solo perché avete per trofei, ma non c'è sta spiegazione, non potete amare una squadra e merda, come voce, perché usi da merda in persona, anzi, è pubblicamente in video, o schifo che chiede scusa a merda perché paragone a voi. Punto e basta. Un bacione a tutti, amici azzurri, sempre e solo Forza Nave, sempre comunque dovunque, perché tutto riesce, e si c'è merda, e si rubettini portano papà a bandino. Ciao belli, e Forza Nave. Quei ragazzi della